Catania, il gol di Ciccarelli. Era nell'aria, Angelo. No, Castellini! no, Castellini! questo è pazzo! Castellini! Castellini! Incredibile! Un mostro! Mamma mia! Un bolide da 30 metri! Castellini ci porta in vantaggio! Allora, buonasera, benvenuti a Corner. Abbiamo voluto farvi rivedere quello che di fatto ieri abbiamo mandato in diretta, poi lo abbiamo riproposto durante diretta stadio. Accanto a me c'è il protagonista, assieme a Carlo Breve anche, dell'esultanza per questi due gol. Quello è il protagonista, magari. No, ho visto per un attimo la Ovi e quindi che era lì. Allora Angelo, Intanto andiamo con ordine. Intanto, buonasera Angelo Padane, ci torniamo su questa cosa. Ci torniamo. Buonasera Alessandro. Buonasera. Avete sentito già Naomi, ci torniamo da Naomi. Noemi. 30 volte mi ha chiamato Noemi, ma siccome abbiamo vinto lo facciamo entrare nella liturgia, chiamami sempre Noemi durante la partita, va bene Angelo Padane? Qua c'è il cornetto di Badia Cindy, funzionale. Permettetemi di salutare e ritrovare con grande piacere Angelo Micale. Buonasera a voi, ho visto che Patanè è diventato infettivo perché Carlo Breve era una persona misurata e posata e adesso sta prendendo una cattiva strada. In assenza ovviamente di regole, di frequentare Patanè. In assenza di regole precise, dopo 2 anni purtroppo Angelo capita anche questo. Volevo dirti, cosa volevi dire? Posso dire una cosa? Certo, come no, ci mancherebbe. Che un altro che non si vede in onda e che è diventato più isterico di me, ce l'ho proprio qui al mio fianco. Lui è sempre stato però. Alessandro Vagliasinti, che mentre nascosto. che mentre io facevo insomma quella così modesta esultanza sui 2 gol, lui mi tirava il cornetto rosso e me lo faceva arrivare addosso. Eccolo qua. Quindi questi sono retroscena. Retroscena, perché ci siamo veramente ieri affidati a tutto quello che poteva essere il contesto dello i scibile. codici professionali del giornalismo. Esatto, la deontologia è stata rispettata in maniera assolutamente. Allora, intanto tra un po' passerà in sovraimpressione un numero di telefono per acquistare il giubbotto di Patanè. Ne abbiamo un centinaio di esemplari, chi vuole. Guarda che ci sono richieste, non sto scherzando, ci sono delle richieste. Tutte le taglie sono disponibili. Adesso cerchiamo di fare il punto, nel senso che adesso andiamo a vedere la partita di ieri sera in questo montaggio di Ottavio. Prima devo fare un'altra cosa. Che qua c'è gente. No, scusate, ma io non capivo, capisci? Perché solitamente abbiamo la sala VIP ed è collegata alla sala VIP, invece in realtà mi sono distratto e ho visto delle immagini che arrivavano da qualche lido. Oggi siamo collegati. Buonasera, siamo collegati dall'ultima spiaggia. Ci stiamo perfettamente. Prima di tornare in studio abbiamo deciso di fare quest'ultima capatina all'ultima spiaggia. Quando tornate in studio? Fra poco. Il 10 minuti. Il tempo della strada a piedi da Rimini arriviamo. Va bene, allora vi aspettiamo, ragazzi, siete a mare proprio. Siete a mare. Sì, esatto. Siamo immedesimati. Esatto. Allora, torniamo in studio, grazie ai cugini, li troviamo fra non molto. Adesso però vorrei rivedere questa partita con Ottavio, come dicevo, che ha una base particolare, musicale. Molti estimatori ricorderete la Cool and Gang qui in studio e gustiamoci questo montaggio per rivedere il Catania Rimini di ieri sera.
Al Catania. Volevo sentire Angelo Micale subito su quello che rappresenta oggi Castellini. Oggi Castellini rappresenta quello che avevamo già capito in tanti in Serie D. Se vi ricordate, in una puntata di Corner dell'anno scorso avevamo detto a Castellini: guarda che tu giochi meglio da esterno che non da centrale difensivo. Lui disse: io sono nato centrale e quindi continuerò a fare il centrale. In effetti poi invece lui si diletta a fare qualsiasi ruolo. Il problema sarà trattenere Castellini, perché basta un'altra prestazione come questa che le sue quotazioni aumenteranno ancora di più a dismisura e sarà molto complicato sia per il Catania riuscirlo a trattenere, ma anche per Castellini, che è affezionatissimo alla piazza. Però se arriva un richiamo di un certo tipo da squadre probabilmente di categoria di Serie A, diventa molto complicato tenere Castellini, soprattutto se il Catania rimarrà in Lega Pro. Anzi, in quel caso secondo me diventa praticamente impossibile. Posso fare una chiosa su questa tua ottima considerazione? Allora, Alessio Castellini arriva a Catania lo scorso anno a costo zero, si svincola dal Brescia, operazione di Antonello Raneri, perché dobbiamo dire le cose come stanno. Arriva a Catania, inizia subito a dimostrare che è uno dei 2003 più interessanti del panorama nazionale. La scorsa estate sigla un contratto di 4 anni col Catania e adesso, per quelle che possono essere delle valutazioni fatte così in maniera approssimativa, diciamo che il suo valore di mercato supera il €1.000.000 in questo momento. Io credo anche di più. Diciamo 1 milione per tenerci 1 milione a salire. Ma io ritengo, come diceva giustamente Angelo, che se, come è facile immaginare perché le sta giocando bene tutte, cioè questa è anche la cosa che risalta, c'ha una continuità di rendimento incredibile, anche nelle partite più grigie del Catania quest'anno lui si è sempre distinto per prestazioni adeguate. Potrebbe in questa evoluzione accadere quello che ovviamente diceva Angelo, non che il Catania abbia bisogno di vendere, attenzione, ma per delle dinamiche di mercato che renderebbero irrinunciabile per il giocatore, non per... Ma infatti è il giocatore che in quel caso purtroppo sarà costretto a dover dire accetto, ma perché anche se Pelligra volesse fare un sacrificio, di mantenerlo comunque, diventa complesso, però se arriva una richiesta, ripeto, di una squadra di categoria superiore, di Serie A, come fai a trattenere un giocatore se per esempio il Catania rimanesse in Lega Pro? Diventa davvero complesso. Fra l'altro lui mi facevano notare che effettivamente ce le ha delle movenze molto similari a quelle di Maldini. Vi ricordate Maldini? Con la differenza che Maldini non segnava mai, lui segna anche, cioè è un giocatore con un piede particolare, perché diciamo i difensori non hanno di solito questo piede raffinato, lui invece... ma la sai la cosa bella, Angelo? Che lui è un destro naturale, sì, e ieri ha sfondato la porta di sinistro, con quindi, quello che non è il suo piede. E quindi dico, possiamo aspettarci ancora delle magie in proiezione. Anche perché parliamo comunque di un 2002, 2003, quindi cioè, vuol dire, parliamo di un giocatore che ancora ha dei margini di miglioramento importanti. Vediamo quello che accadrà. Se il Catania invece, vabbè, manco lo diciamo, ma lasciamo perdere. E perché no? No, perché invece, non diciamo niente. Invece voglio dire una cosa. Ho capito quello che vuoi dire, meglio non dirlo. Cioè, d'accordo, sulla partita di ieri, invece voglio dire, no, comprendo perché non vuoi dire, ma a volte osare pensare in grande, forse aiuta un po' tutti quanti a pensare che anche le circostanze più avverse... Io ti capisco e ti apprezzo da questo punto di vista, comprendo anche il tuo ottimismo, ma questa squadra è capacissima di fare una bruttissima prestazione col Montirose e magari non riuscire a vincere la partita, se non anche a perderla, e ci ha abituato soprattutto a un'alternanza di risultati drammatica. Se questa squadra avesse una continuità di risultati, io posso dirti che la squadra ha le caratteristiche per poter fare qualcosa, manca probabilmente di qualcosina in una certa zona del campo, ma comunque è una squadra fuori categoria se la guardiamo come singoli. Il problema è che deve diventare una squadra completa e efficace. Ieri però, Angelo,
mi è venuto in mente alla fine di quella partita, forse perché un po' ci pensavo, ne avevamo parlato anche pubblicamente a Corner con te nelle puntate precedenti, che si potesse verificare qualcosa di miracoloso, di importante, ma non perché lo dica io, perché prima di me, molto meglio di me, l'ha detto un signore che si chiama Niccolò Machiavelli, nel Principe. No, perché a pensarci bene, ieri è stata, diciamo, la giornata perfetta. E diceva Machiavelli nel Principe che ci sono due componenti essenziali nella vita di ogni sovrano regnante, di ognuno che vuole imporsi, perché nessuna grande vittoria è mai arrivata senza grandi pericoli, lo diceva sempre Machiavelli. E diceva che ci sono due componenti, una quella determinata dalla volontà, dalla bravura, dalla capacità, dalla virtù dell'uomo, l'altra invece contrassegnata dalla fortuna, e sono due situazioni che si bilanciano, il 50% da una parte e il 50% dall'altra, e a volte la virtù dell'uomo deve essere così importante quando la fortuna ti volta le spalle o quando a sua volta c'è quel quid che ti scombina tutti quanti i piani. In molti, in tanti, fino a ieri alle 20:29 pensavano di poter recitare il De Profundis nei confronti di questa squadra. Vero, un atto di fiducia importante, significativo di tutta quanta la città di Catania, 20.000 spettatori che erano lì paganti perché comunque quei 20.000 credevano in un progetto, ma probabilmente un retropensiero di tanti e di molti che non erano lì presenti era quello di poter finalmente decretare la morte di un progetto, la morte di una situazione che probabilmente è stata mal digerita dall'inizio. In realtà, come diceva prima di me e meglio di me Machiavelli nel Principe, a volte il vento cambia, le fortune si modificano e lì bisogna comprendere quanto sia importante la virtù dell'uomo. E ieri di situazioni virtuose ne ho viste parecchie, così come ho visto anche quel quid che ha scombinato i piani. E ho concluso, ieri è stata, a pensarci bene, la giornata perfetta. Ne parlo con te, Michele, e con Gagliano, che siete bravi in meteorologia. Sì. Ieri doveva essere, per esempio, una giornata d'allarme arancione. Bisognava aspettarsi una grandissima bolla d'acqua su Catania, che non è avvenuta. Terreno di gioco in perfette condizioni. L'altra condizione qual era? Che il Padova, che era sotto di una rete e che partiva ovviamente svantaggiato, così come il Catania, riuscisse a vincere la partita, e di questo risultato, vincere con 2 gol di scarto, ne fossimo al corrente, la squadra ne fosse al corrente durante la partita, perché anche lì la partita comincia alle 19, ma se allunghi i tempi supplementari e i calci di rigore probabilmente sta in bilico fino alla fine. Il Padova vince nei 90 minuti e quindi le squadre entrano in campo con la consapevolezza che la vittoria di ieri ma non avevi finito? Ho finito. Vale il terzo posto. E allora in tutta questa, chiamiamola così, tempesta perfetta che si è abbattuta su Rimini, ne ha approfittato per virtù e per capacità il Catania. E in tutto questo metto l'inesperienza di Grella e tutto quello che probabilmente è avvenuto fino ad oggi, che viene però fortemente compensata dall'abnegazione, da quello che sono riusciti a costruire dal nulla nell'arco di 2 anni, da un progetto che comunque comincia a prendere forma e sostanza, e dal fatto, e ho concluso, che Lucarelli dal primo momento che è arrivato ha sempre detto che avrebbe puntato tutto sui playoff. Un visionario, un pazzo, un folle. No, sì, il progresso si fa attraversando delle porte, le fortune a volte sono una porta, non lo dico io, lo diceva Slidendorf, lo diceva prima ancora di tutti Machiavelli. 2 appunti su quello che ha detto Patanè, sì, velocissimi. Velocissimi, mi sono visto Padova-Lucchesi, i presenti erano visibili zero, nel senso che non c'era nessuna persona sugli spalti. In realtà hanno venduto 1500 biglietti. Vi ricordo che era una semifinale come quella di Catania-Rimini, con una leggera differenza, che a Catania c'erano poco meno di 20.000 spettatori, ma solo perché il Massimino conteneva poco meno di 20.000 spettatori. Nominali. Assolutamente. Per quanto riguarda invece tutto il resto del discorso di Patanè, dico sempre,
bello tutto quello che hai detto, l'entusiasmo ce l'avevamo già avuto anche dopo Juve Stabia, Catania Juve Stabia, poi siamo andati c'è a una Taranto. differenza, Angelo, siamo terzi in classifica, guarda la classifica. Bisogna evitare i play-out prima. No, e possiamo farlo subito il punto, perché ce lo chiedono. sono già le 21:02. Ci chiedono ragazzi di fare chiarezza su tutti i classifica, subito con la pubblicità. Prima però, permettetemi, un messaggio solo uno. Mara, cominciamo prima Capelli, siamo pessimi. Questo è l'inizio della trasmissione. Facciamo pubblicità e poi dopo... Ci stava bene. Ci stava benissimo. Allora, ci troviamo fra pochissimo. Allora, siamo di nuovo insieme, fra poco attiveremo un altro dei nostri collegamenti. Intanto Alessandro, facciamo chiarezza perché sono tanti i messaggi che ci chiedono ancora una volta su questo regolamento dei playoff, come funziona, che cosa si deve fare, che cosa è successo ieri. Andiamo con la grafica. Cerchiamo di fare chiarezza. Dai. Innanzitutto vediamo il tabellone della Coppa Italia con gli esiti delle semifinali e quelle 2 gare che restano da disputare. Vedete le 2 partite simmetriche perché si sono chiuse entrambe col 2-0 dopo un 1-0 della squadra ospitante all'andata. E quindi questo determina la finale d'andata il 19 marzo allo stadio Euganeo di Padova, 20:30, è un martedì, e il 2 aprile alle 20:30 allo stadio Angelo Massimino la finale di ritorno. Dopo Pasquetta, tra l'altro. Dopo Pasquetta, esattamente. Vediamo adesso la classifica del girone A della Serie C per spiegare attraverso quale meccanismo il Catania beneficerà di questo piazzamento nei playoff come se fosse terza classificata. Potete vedere che il Padova nel girone A ha 61 punti, quindi è secondo in classifica. In linea teorica ancora in lotta per il primo posto col Mantova, ma ha un vantaggio enorme sulla Vicenza che è terzo classificato. Ancora di più sulla Triestina. Vabbè, a noi interessano la seconda e la terza. Quindi in 10 giornate il Padova deve riuscire a conservare questo vantaggio che ha sul Vicenza per far sì che scatti il bonus per il Catania, che andiamo a vedere nella classifica del girone C, il nostro girone, perché ovviamente se la Coppa la vincesse il Catania, vabbè, nulla questio, la posizione in classifica gli viene di diritto per la vittoria della Coppa Italia, ma se dovesse malaguratamente vincere il Padova, il Catania beneficerebbe del posto che il Padova non usufruirebbe quale vincitrice di Coppa Italia per averlo maturato in classifica come abbiamo visto prima, con una però postilla importante. Per poter avere questo beneficio il Catania, restiamo un attimo sulla classifica del girone C, grazie, il Catania deve evitare i play-out, cioè non deve necessariamente classificarsi tra le prime 10, che diciamo, è il lotto di squadre che ha diritto di partecipare ai playoff, ma deve classificarsi in questa posizione. Già questa è sufficiente. Questa è sufficiente. Assolutamente sì. Con un'ulteriore postilla, sapete che i play-out non si disputano se tra la penultima e la quintultima, che sarebbe l'incrocio, che in questo momento riguarderebbe in linea teorica il Catania, se ci sono più di 8 punti di differenza non si disputa il play-out. Quindi il Catania, che in questo momento ha 34 punti, lo immaginiamo al posto della Turris, va bene, ma col punteggio che ha attualmente, avrebbe 14 punti di vantaggio sul Monterosi, che è penultimo, che sarebbe in linea teorica l'avversaria della quintultima. In questo momento il play-out non si disputerebbe tra la penultima e la quintultima, ci sono molto di più degli 8 punti di differenza. Un'ultima cosa, domenica c'è Catania-Monterosi. Allora, al di là di tutto quello che abbiamo detto, c'è anche tra virgolette un risvolto su questa considerazione. È fondamentale che il Catania vinca. Perdonami? È fondamentale che il Catania vinca. Esattamente, perché metterebbe tra sé il Monterosi, attualmente penultimo, 17 punti di differenza. Quindi secondo me chiuderebbe in maniera definitiva ogni tipo di rischio, di problema determinato dalla preclusione di restare
imbrigliato nei play-out e non poter beneficiare del piazzamento derivante dalla Coppa Italia. Spero di essere stato chiaro. Insomma, un libro aperto, però Alessandro. Attenzione però, c'è Che è qualcuno che successo? dice ma se il Padova dovesse vincere la Coppa Italia, quindi il Catania perde la finale, L'ho già detto. Abbiamo l'ho già detto. Ce l'ho io. perché c'è di nuovo da casa, nonostante stiamo facendo, È arrivato in ritardo, è arrivato in forse. ritardo. Ha acceso poco dopo. Angelo, è facilissimo. No, il Catania in questo momento è tecnicamente terzo in classifica. Significa, Angelo, perdonami, che non disputa i primi 2 turni del playoff del girone, entrerebbe direttamente in lizza nel playoff nazionale. Giocando la seconda Certo. partita in casa. Facendo la il seconda ritorno in casa. Questo chiaramente da terza in classifica. Che è probabilmente forse la cosa più importante di tutte, perché voglio dire, giocare la seconda in casa è un vantaggio non mica da indifferente. ridere. Se prendete il discorso di Catania-Rimini, Esatto. senza E lo andare sarà oltre. anche per la finale di Coppa Italia. E lo sarà Che anche il per la Catania finale sarà di in Coppa casa. quest'anno è stato fortunatissimo, dobbiamo anche dirlo, perché Tutte le partite tutte eliminatorie le ha avute in casa. e poi anche le partite a Messina, doppio turno, Picerno, anche le partite a doppio Crotone, turno, Pescara. ha fatto Messina, andata Picerno, fuori Crotone e Pescara. e ritorno in casa. Sì. Allora, volevo sentire Naomi con un po' di messaggi, perché sono tantissimi messaggi stasera, abbiamo difficoltà, nel senso, voglio dire che credo che non riusciamo a fare un quinto di quello che sta arrivando in questo momento come messaggi, però ci proviamo, dai. Ci proviamo. Scrivono piedi per terra, popolo rosso-azzurro, Giovanni da Catania. Carusi, io è da novembre che dico che siamo in Serie B e poi voi ve ne renderete conto. Settimana prossima manderò un tatuaggio con la scritta Serie B con la data della finale dei playoff. Non lo fare, mi sembra una gufata proprio epica. Poi se lo vuoi fare, fatti tuoi. Io adoro l'esultanza di Patanè, Davane, Forza Catania. Buonasera a tutti. Ieri ho smarrito il mio abbonamento. Questa è pure una rubrica utile per il popolo. Ma per come è finita la partita, chi se ne frega? Certo, se qualcuno dovesse ritrovarlo, Forza Catania sempre by Paolo Famoso. Cercasi abbonamento di Paolo Famoso. Complimenti al Catania per aver raggiunto la finale di Coppa Italia e speriamo che la vittoria di ieri possa dare entusiasmo al gruppo. Poi chi dice Lucarelli in tribuna sta portando bene, sempre perché noi ci appigliamo tutti gli aspetti che hanno contribuito nel nostro cervello a far vincere la partita. Castellini è destinato ad essere una bandiera del Catania, contentissimo per lui, Forza Catania. Attenti a quei due, con particolare riferimento a Patanè e Carlo, stanno distruggendo lo stadio, il Luca non guaglia effettivamente. Il castello al centro del villaggio. Buonasera, la gioia di ieri sera è stata indescrivibile, si è acceso un piccolo lumino di speranza per i playoff, chissà, saluti l'amico della Scala. La Scala, dobbiamo dire che non è che si è acceso un piccolo lumino. In realtà, se le cose andranno così, è acceso il faro della Playa, allora, se le cose vanno così, per come ha spiegato egregiamente Alessandro, io provo a essere ancora più pratico. Noi siamo in questo momento, e lo saremo penso fino alla fine di questo campionato, terzi in classifica. Cioè dimentichiamoci di domenica in domenica la classifica, ovvio, a meno che non perdiamo tutte quante le partite, mi pare una cosa impossibile, e immaginiamoci da questo momento in poi terzi. E questo è un enorme vantaggio in una situazione che in partenza è apparsa disastrosa, perché ricordiamoci, arrivo, inizio di questo campionato, ritiro fatto male, tanti errori, gente che va, gente che viene, una squadra rifondata a gennaio, partito ogni 3 giorni. Ora tutto questo, paradossalmente, incredibilmente, è stato cancellato in 90 minuti. È diventato il vantaggio del Catania, perché se è vero che da qui alla fine di questo torneo, ad eccezione, riguardando la classifica, a eccezione della prima, comunque tutti dovranno sgomitare per arrivare primi, secondi o terzi, il Catania in questo momento esatto, Lucarelli, la dirigenza, la squadra ha 3 mesi quasi scarsi di tempo per concentrare esclusivamente tutto quanto l'impianto di allenamenti, l'impianto tattico. La stagione regolare finisce il 28 aprile. La stagione quindi regolare. sono 2 mesi esatti per poi la stagione tuffarsi. regolare per il Catania è finita oggi, Sì. E cioè è finita ieri. E da ieri, Angelo, io su questo, che la stagione regolare sia finita ieri, per me la stagione Angelo, regolare del Catania, il Catania da oggi inizia i deve playoff per il vincere Catania, che è un le fatto prossime diverso. 3 partite in casa.
per poter poi pensare a Vediamo il mandare calendario un attimo, così anche per fare La chiarezza. preoccupazione in questo momento è la zona play-out. Sì. Allora, io penso che il problema fondamentale Non in è questo la mia, momento, ma è la preoccupazione anche se da mi chi ci permettete, scrive. la preoccupazione si chiama Vicenza, che vince da 3-4 partite consecutive da quando ha cambiato allenatore, e il Vicenza si trova sotto il Padova. Se malagoratamente il Padova dovesse Sotto crollare, 12 punti, insomma, non so Sì, no, esattamente. sì, ma Ma il vedo, Padova- se Ma mi il Padova, permetti, vedo più difficile. ambisce al primo posto, Sì, quindi ma- comunque sì, no, per carità, non può ma- mollare una virgola. Ma Ecco, vedo la molto più rivediamo. difficile che il Catania arrivi in play-out Ma che non attenzione, piuttosto perché quella... anche se il Vicenza dovesse classificarsi secondo e il Padova terzo, non cambia cambiano, nulla. non Certo, cambiano non le cambiano dinamiche. nulla, certo, ovvio. Quindi, Perché per la questo- vincitrice della per Coppa questo Italia il ragionamento che stavo facendo accede da terza, Alessandro, era compendia, anche guardare certo. anche la Triestina che è quarta, nel senso che a noi interessa la griglia delle prime tre, ma comunque vada a finire quella griglia delle prime tre, cioè il Padova può anche classificarsi terzo. Allora, esatto, non che è succede un'altra questi delle domande. ragionamenti No, magari no, ma è proprio per li essere facciamo stasera, ma li rifaremo. Ma il calendario vogliamo vedere così ci Vediamo il riallacciamo a calendario, quello dai, che così stavi può essere dicendo così. tu Vediamo il sulle calendario. partite Sì, sì, il calendario del Catania di e poi però campionato. dobbiamo far vedere un po' di episodi di Ecco. ieri sera. Dai. Guarda, ci sono, come dicevi giustamente tu, 3 partite in casa in campionato tra delle prossime 4. Abbiamo domenica alle 2 il Monterosi, poi infrasettimanale ad Avellino alle 18:30 e poi di seguito in casa 10 marzo alle 16:15 col Potenza e venerdì 15 marzo alle 20:45 con l'Audace Cerignola, partita anticipata al venerdì perché poi il martedì c'è la partita d'andata contro il Padova e quindi un lasso di tempo insomma, sufficiente per un bel prepararla mesetto. adeguatamente. Mettiamola Sì. un bel mese. Però giustamente queste 3 partite in casa, Monterosi, Potenza e Cerignola, potrebbero Esattamente. definire Chiudere tutti i discorsi. Esattamente. Allora, adesso però torniamo alla partita un attimo di ieri perché sono un po' di episodi da vedere. Chiedo adesso alla regia di fare salti mortali, vediamo se ci segue, se riusciamo a mostrare tutto quello che abbiamo preparato, ma ci sono un po' di episodi da Moviola. Il primo, subito il gol di Cicerelli, perché da apprezzare secondo me in questo gol quanto ha fatto Sturaro, perché ha preso una palla praticamente da fondo e l'ha rimessa nell'area piccola come un giocatore comunque della sua caratura sa fare. Vediamo. Qui c'è questa palla l'azione. vagante, Bois la mette in aria, Sturaro, velo di Carmine e poi Cicerelli fa il centravanti, va a stringere dall'esterno verso il centro dell'area e poi con cattiveria anticipa il difensore Ho avversario. usato questo termine, cattiveria, Sì, che era quello che sì, probabilmente è mancato Guarda, a La differenza Effettivamente tra un Sturaro. giocatore di Serie A e un giocatore di Lega Pro. Avete visto Sturaro. 2 gesti fondamentali, È il velo di Carmine. cioè il velo di Di Carmine e soprattutto il passaggio Di Sturaro. quando Di meno Sturaro. te l'aspetti da parte di Sturaro. Poi Cicerelli, per carità, Padroni dice che lo potrebbe segnare anche lui questo gol, ma io ci credo poco. io invece questo penso che in Ha quel rubato momento, il tempo in quel al- momento il al pallone marcatore. pesi il doppio e Cicerelli se lo trova Perché sul è piede giusto. fondamentale sia il passaggio di Sturaro, ma guardate il velo di Carmine Sì. che manda completamente fuori tempo Al tutta bar, la difesa al del bar. Rimini. Sì, sì. E tutta quindi la difesa. questo è il gol di E questo è ottimissimo. fondamentale nell'economia della Apre la partita, apre la partita. Anche perché il Catania abbiamo visto che in condizioni di svantaggio fa una fatica boia, quindi infatti. Anche aver perché il trovato Catania per segnare fa una fatica boia, fra l'altro, quindi certo. Adesso andiamo al secondo episodio. Abbiamo ricostruito il secondo gol partendo Allora, qui dal c'è un fallo fallo di netto su Cianci. su La maglia Cianci. si tira già, ma l'arbitro è abbastanza vicino, non vede. Comunque fallo c'è sicuramente da un rigore contatto. nettissimo. C'è un fallo da rigore. Poi l'azione prosegue perché la difesa del Rimini rinvia, arriva qui- il siluro di Alessio Castellini, c'è da discutere, ma in linea assolutamente teorica, sulla posizione del giocatore del Catania Cianci. alla sinistra di Colombi per un'eventuale interferenza, ma interferenza non c'è perché non è sulla linea della conclusione a rete di Castellini. Un po' più decentrato rispetto al tiro Sì. di Castellini. Sì. Però, certamente, neanche sai- Colombi ha protestato, è giusto dirla tutta, cioè neanche il portiere diciamo, si è lamentato per la posizione tu dici di che Cianci. non è nella traiettoria. Io dico che l'arbitro è stato bravissimo, poi tutto il resto Non mi sembra esattamente sono sulla bravissimo. traiettoria. A me va Posso dirti benissimo. una cosa? Secondo me l'arbitro si è reso conto a un certo punto, perché tra il momento in cui Cianci cade e il momento in cui Castellini tira,
passano 2-3 frazioni di secondo dove quasi i giocatori per un attimo si fermano, perché il Catania va lì a pensare di poter aspettarsi il fischio del calcio di rigore e l'arbitro guarda, ed non è la prima volta, e fa cenno di e andare. fa cenno di andare. A quel punto tira Castellini. Probabilmente l'arbitro si accorge della posizione irregolare. Vabbè, ma lì è il guardalinee che la deve eventualmente valutare. Non la chiama perché probabilmente sembra che Cianci si disinteressi forse proprio sembra anche quello, del pallone, e poi arriva quel siluro sul quale, voglio dire, non c'è nulla da annullare. Che vuoi dire? No. Vargas ne faceva di gol uguali. E tra Vargas Angelo. e Giovanni Marchese. No. Giovanni Marchese da una distanza poco più, diciamo, un po' più angolata, esterna, un po' più angolata, decentrata, un po' era più di controbalzo, quasi più al però volo, era di controbalzo, quello è un altro tipo di esatto, un altro gol. Qua sembra Vargas effettivamente. Questo mi pare il gol di Vargas ed è anche nella postura del corpo. A proposito, Ottavio ha messo quella bellissima musica in finale. Io Castellini, dal primo giorno che l'ho incontrato, un omaggio davvero, dal primo giorno, bravo non so Ottavio, cosa ne pensa l'Inghilterra dal primo giorno che l'ho incontrato, appena abbiamo capito, parlandone anche con gli addetti ai lavori, di che capacità aveva questo ragazzo. Io più che in Italia, questo è un giocatore che secondo me andrà in Inghilterra a giocare, non in Italia, perché ha tutte le caratteristiche che cercano oggi nel calcio anglosassone. Uno, la presenza, la corsa, lo scatto, ma la soprattutto duttilità. Alessandro è uno che fa ricopre 4 ruoli, tutti quelli difensivi, con naturalezza, anche esterno di centrocampo, e perché no? Guarda che è un giocatore che potrebbe essere adattato anche 15 metri avanti all'occorrenza. A Brescia giocava così. Sì. Esatto, così aveva cominciato a giocare. E perché? Non lo vedi come mediano? Cioè all'occorrenza, alla necessità. E invece, per esempio quel famoso sogno di cui io non devo parlare, prevede fra l'altro che, ricordando alcune cose, non so, ma se vi ricordate, Maldini ha giocato solo e soltanto con la maglia del Milan. Chissà. E allora questo molto dipende da quello che succederà da qui alla fine dei playoff, dipende molto da quello che succederà poi in termini insomma, di programmazione successiva. Certo. Intanto chissà, perché io penso che la finale di Coppa Italia, io questa Coppa me la sento a Catania. Ma da me tu stasera stai... Io devo essere sincero, a me della Coppa Italia non me ne frega niente. A me sì, proprio a questo zero. punto sì, mi voglio divertire. Però abbiamo visto Padova a 61 punti. Alessandro, mi sembra una squadra che è andata molto meglio del Catania. L'ho vista giocare ieri, non è tutto questo... Vabbè, non ha giocato con tutti i titolari. Sì, no, cioè, ma dico, non è tutta questa meraviglia. 24.000 spettatori tra un mese. La Coppa Italia è un fattore... Posso dire che invece per la finale è molto più facile per il Catania, perché mentre il Catania questa partita, quella di ieri, la doveva vincere per forza, per potersi poi insomma, adattare a quello che poteva essere la grande fortuna che gli era capitata, quella contro il Padova, teoricamente, se la gioca a cuor leggero, se la gioca sotto un profilo tecnico, può anche perderla la partita, ma la gioca davanti a 25.000 spettatori. Allora, io volevo tornare su quello che è l'episodio forse più controverso di ieri. Dai. Perché sono state, diciamo, delle discussioni, delle polemiche, dichiarazioni post gara forse non proprio centrate. Vediamo quello che gli highlights ufficiali ci hanno restituito e partiamo da lì. E poi vediamo quello che ha visto l'arbitro. No, non solo. E poi vediamo quello che è stato visto dalle tribune, esatto, e quello che in qualche modo forse avrà visto anche l'arbitro. Ma cominciamo con il gol annullato al Rimini. Eccolo qui, lo vedo preparato ma non lo vedo fuori, nel senso non lo vedo in onda. Eccolo qui finalmente. Possiamo... Intanto guardate il cronometro. 6 minuti di recupero indicati, siamo al 98esimo, quindi siamo praticamente 2 minuti oltre i 6 di recupero concessi. C'è questo lancio alla disperata all'interno dell'area di rigore e Gorelli, difensore centrale del Rimini con licenza di uccidere in questo caso, entra a contatto con Curado. Guardate intanto l'arbitro dove è posizionato, mi sembra una posizione ideale per giudicare. E poi soprattutto guarda fischia prima ancora che Gorelli colpisca il pallone di testa. Quindi cioè non si può neanche parlare di gol annullato perché il fischio arriva prima ancora che il difensore del Rimini
colpisca i questo è quello che ci restituiscono le immagini. E qui qualche ufficiali. dubbio ci rimane, Ci ok? rimane. Adesso vediamo. Ci rimaneva. Ora vediamo. Abbiamo una serie di contributi, ne vediamo uno. Eccolo qui, visto però da un'altra prospettiva. Sì, dalla tribuna B. Dalla tribuna B, sì. vediamo che cosa ci restituiscono le immagini. Anche qui non vediamo la parte, diciamo, posteriore. Sì. Cosa succede dietro? No, qua non è dalla tribuna B, ma è dalla tribuna A. Questa è dalla tribuna A. Quello che dovremmo vedere bene è dalla tribuna B. Dovremmo vedere, vediamo se riusciamo a mostrarlo e se l'abbiamo già pronto. Eccolo, questo è quanto accade. Però qua qualche cosa si intravede. Chiedo ovviamente. Nell'attesa che recuperiamo l'altro video, vi posso dire che avendo registrato io la partita e quindi avendo la rivista. Eccolo qui, guarda, lo stiamo vedendo così come ci è stato restituito e lo possiamo vedere. Questo dalla tribuna B. Vediamo questo e poi vi dico questo contributo possiamo ulteriore. Seguire anche l'arbitro da questa postazione, da questa Guardate posizione. la gestualità del giocatore del Rimini, cioè proprio va ad allargare il braccio e crea sicuramente. Vediamo di poter fermare il momento disturbo accurato in cui avviene il contatto. Eccolo qui, guardate il braccio del giocatore. Questo è il contatto. E qui già c'è il contatto e l'arbitro ha visto, perché l'arbitro, vedete, è direttamente. Poi sicuramente per me l'arbitro è bravissimo. Cioè, non ci sono dubbi che è bravissimo. Noi abbiamo comunque raccontato e abbiamo documentato. No, a parte gli scherzi, vi ricordo che l'arbitro ha dato 2 minuti in più perché c'era stato tutto il problema dell'espulsione di Pantanelli dalla panchina. Sì. Io ho rivisto stasera la partita che l'hanno trasmessa in repliche, ho rivisto anche quest'altra occasione e poi soprattutto ha recuperato perché il nostro portiere Albertoni ha perso un sacco di tempo ed è stato ammonito nel rinvio, ha perso un sacco di tempo. Ha fatto quello che fanno tutti i giocatori quando bisogna cercare di arrivare quanto prima al fischio finale. Posso dirti però una cosa, Angelo, che l'errore secondo me dell'arbitro di magnanimità o forse di terzietà nasce nel momento in cui concede 6 minuti di recupero. 6 minuti di recupero, per quello che erano stati i secondi 45 minuti, non ci stavano assolutamente. Non ci stavano, era un extra time troppo dilatato. Sì. Guarda che l'arbitro ieri ha diretto bene nei primi 45 minuti, dopodiché ha cominciato un po' a perdere le misure, il rigore non concesso al Catania, il gol poi realizzato probabilmente con una posizione irregolare. Poi sono state una serie di ammonizioni sulla parte finale del secondo tempo. Una serie di calci di punizione fischiati tutti a favore di Rimini, ma non è tanto questo. Il fatto di avere concesso quei 6 minuti in quel momento, probabilmente nell'idea del direttore di gara, era quello di rappresentare una terzietà assoluta e una possibilità concessa al Rimini di fare tutto quello che poteva. No, nel limite del regolamento. Il problema è che poi i 6 minuti sono diventati 8. Angelo, però questa giustificazione. No, non è una giustificazione. Sto pensando. No. Ma dovevano diventare 8 perché si è perso un sacco di tempo, non si è giocato. No, l'arbitro ha detto che avrebbe concesso, si vede chiaro nelle immagini, un altro minuto. Lui ha dato oltre il settimo, ma non è una giustificazione il fatto che possa avere commesso un errore dopo avere fatto un altro errore. Posso dire non è concepibile. Chiudiamo perché vorrei sentire adesso la rassegna stampa dei cugini e vorrei sentire anche i messaggi da casa. Dopo l'intervento dell'arbitro sul colpo di testa di Corelli, comunque sul fallo di Corelli su Curato, a proteste dei giocatori del Rimini, Galipò dice in maniera inequivocabile ha giocato col gomito alto, quindi è fallo, e questo è uno. Fischia prima? Sì, assolutamente sì. Nell'analisi degli episodi, per onestà, manca un possibile rigore per il Rimini all'89esimo per un intervento di Chiarella sulla Mesta, sul lato corto dell'area di rigore, spostati verso la sinistra. Onestamente a me sembrava rigore, però lo dico. A me l'arbitro è piaciuto. No, non ci sono le immagini, non abbiamo potuto recuperarlo dagli highlights. Allora, adesso finalmente vediamo da dire. vorrei andare da Naomi un attimo, qualche messaggio e poi dai cugini. Va bene, questo è il momento della puntata in cui insultiamo Patanè. Patanè basta, Patanè finì la puntata, Patanè di quando pare di niscio magari fumo da ricchi. Vabbè, spero di essere fortunato questa volta. Buonasera, desideravo sapere il regolamento dei play-out. No, basta, l'abbiamo capito il regolamento dei play-out, anche se non l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Grande Sturaro, immenso Castellini, complimenti a tutti. Poi c'è un episodio che richiede anche la vostra attenzione. Scrivono, ma
alla fine, al fischio finale, chi sono stati gli ammoniti ed espulsi? Perché non si capiva più niente. Sempre Mimmo da Librino. Mimmo, risponderemo al tuo quesito. Allora, una cosa è certa, nessun giocatore del Catania in diffida in Coppa Italia è stato ammonito e quindi in linea teorica sono tutti disponibili per la partita. Forse qualcuno è entrato in diffida, ma sì, ovviamente nell'ottica del doppio turno, certo. Quindi all'andata poi dobbiamo avere comunque il comunicato del giudice sportivo che ancora sì, ovviamente non è una uscito, non lo sappiamo. Incredibile. Ok. Continuo, qualche altro messaggio volete? Sì. Ma che batterie usa Patanè? Duracell 366 perché l'hanno bisestile. Una grande gioia ieri vedere il nostro Catania così, forza rossazzurro. Scusate, se il Pauto arriva terzo in classifica e vince la Coppa Italia, oggi ragazzi, non vengo più. Vorrei ricordare a Machiavelli Patanè che il Catania purtroppo al momento deve pensare a salvarsi, senza fare voli pindarici e anche ancora siamo indietro col gioco. E poi vorrei suggerire al signor Lucarelli di mettere in porta il signor Furlan e spero anche Zamarini. Grazie Carmelo. Carmelo, penso che ci stia seguendo il mister. Ciao mister, prendi i suggerimenti dei tuoi... Grazie Naomi, adesso andiamo dai cugini con una rassegna stampa che è piuttosto nutrita. Visto dove erano. Esattamente. Siamo tornati. Intanto devo salutare Michele, ciao Michele. Salutiamo Michele. Abbiamo una rassegna stampa Abbiamo prima però corposa. uno scoop. Abbiamo uno scoop? Sì, perché Veramente? a 10 anni di distanza tornano di nuovo i treni del gol. Se la regia manda il contributo, Lo manda? lo manda? Non lo manda. Non lo manda. Non ce la fa? Non ce la fa. Non ce la fa. Niente, passiamo alla rassegna stampa, niente scoop. Passiamo Sciopero dei treni. Sì, si sono sviluppati i treni. Capita, soprattutto in Sicilia. Vai, passiamo alla rassegna stampa. Partiamo dal chiacchiere dello sport che intitola Rimini Rimini, notte da film con strepitoso finale. Gli Etnei battono 2-0 i Rimini, volano in finale di Coppa Italia e conquistano virtualmente l'accesso ai playoff come terza nel girone. Sì. Vaniglia analizza la gara con Campani. Con Lucarelli ci siamo sentiti prima della partita e basta. Devo dire che lo schieramento con 2 punte ci ha permesso... Come? Un attimo che non sento. Puoi ripetere? Ah, ok, sì, dicevo. Lo schieramento con una punta ci ha permesso... Con una, sì. Di sfruttare meglio gli inserimenti di chi? Ah, ecco, Castellini. Sì, ma ora cosa c'entra la fame nel mondo? Non lo so, niente, poi ne sa qualche cosa. L'allenatore del Rimini Troise. Scusate il ritardo, la mancata finale? Volevo ricominciare da terzi, peccato. La beffa finale col gol annullato, non ci resta che piangere. Come il grande Troise. A Fomma di Babbi siamo terzi. È vero. Grella ha zittito tutti. Ad inizio stagione il vicepresidente Rossazzurro aveva detto che l'obiettivo era arrivare fra le prime 3 e di pizzo di gatto ci è riuscito. Vero, quindi. Chirico è preoccupato per il prossimo match. Preoccupato perché il fantasista esprime le sue perplessità per il prossimo incontro contro il Monterosi. Preoccupato per un calo di tensione? No, se la partita è alle 14 quando mangio. Sono problemi. Saliamo un attimino a Pelligra, attorniato dai tifosi. A proposito di Pelligra, ragazzi, domani c'è conferenza Alle stampa 11. alle 11 Alle 11. del Presidente. Se ci dai l'accredito andiamo anche noi. Sintonizzati. Voglio fare 2 domande a Pelligra. Ma ci dovete andare vestiti come inizio trasmissione. Non c'è problema. Il presidente Ateneo è stato letteralmente circondato dai tifosi festanti per la finale raggiunta. I supporter ne hanno approfittato per scattare delle foto, fargli firmare autografi e di scapocchio cambiare in bianco. Pagherò, atti di successione e passaggi di proprietà. Ci sta. Perché non approfittarne? Tanto nella mischia. Tania Cagnotto si complimenta. L'ex medaglia d'oro mondiale dei tuffi fa pubblicamente i suoi complimenti a Marco Scurato. Nel finale di gara gli ho visto fare un tuffo con doppio carpiato d'avvitamento delle mani urlato, degno delle prime posizioni delle medaglie olimpiche. Ed è stata una grande mossa quello di Curato. È stato bravissimo. Fatto strabene. Sturaro illumina il gioco. Vero. Il centrocampista ha finalmente fatto vedere le sue doti da top player, ergendosi come faro del centrocampo, sia per intensità di gioco, sia perché con i riflettori accesi la Tigna emanava bagliori visibili fino al porto. Ecco l'altro faro. Andiamo subito al resto del librino. Con sede in Viale Bummacaro. Sì, vai. Ragazzi, però un po' più veloci, Sì, finalmente ne sappiamo a Riminari. Il Catania vince 2-0 contro i Rimini, arribattando il risultato di andata. La squadra ritrova il giusto equilibrio dopo che sembrava smarrita come un biglietto dell'autobus quando acchiano contro
fanciullori e vola in finale di Coppa. Ci pensano prima Cicerelli e poi Castellini con una boom che fa calare lo stadio. Gli Etnei abbolano così direttamente ai playoff. Finalmente si abbola per una cosa buona. Le interviste post gara. Castellini minimizza. La mia è una giocata alla fine non troppo difficile. Basta fare un ottimo stop, prendere la mira in maniera alquanto matelica e sbummittiare all'angolino basso. Semplice. Sì. Cicerelli. Il gol a me va bene anche se segna Bertoni. Così ha detto. Il fantasista sorride, ma siamo sicuri che, vista la prolificità delle prime punte, non sia questa una buona idea. Ma Cianci, alto è alto. Cianci, è vero, all'avversario ha urlato, mutu. Si lamentava perché nei minuti finali non vedevano più un pallone. Se è per questo non lo hanno visto nemmeno sul siluro di Castellini. Zero, non l'ho visto proprio. Non siamo scaramantici. Assolutamente. Ma non si può fare ritira da Citrezza ogni partita? A meno per playoff, fatelo. Sì, in effetti è In regalo con il resto del librino, la pratica guida come svuotare uno zainetto che pesa 100 kg dopo una semifinale di Coppa. Speriamo si sia svuotato. Chiudiamo con la chiosa del direttore Pittera come può tagliunnare una finale del genere. Passiamo solo col titolo all'osservatore paesano. Che intitola così: miracoloso il Cibali. Miracoloso al Cibali, vabbè. Sì, vabbè, va dai. Davanti a 20.000 cuori palpitanti il Catania batte il Rimini, trasformando la finale in un terzo posto in campionato. Vai. Andiamo subito dritti al Corriere della Sera. Che oggi intitola Arriminanno i catti se mutezzi. È vero. Il Catania pesca i jolly e vola dritto ai playoff nazionali. Sono pure le carte da gioco. Perché? Perché? Perché se volevamo allarghiamo dopo. Intervista quadrupla di nomi Moschitta, il re di coppe Castellini, il cavallo di coppe Cicerelli, il re di spade Sturaro e il re di mazze Welbeck. Eccoli là, tutti quanti lì. Inoltre abbiamo e ancora giubbotto color verde vomito mania. Sì, questo, sempre. Passiamo allo sport, agli ultimi 3 punti. No, ragazzi, però chiudiamo qui, poi magari, perché dobbiamo fare pubblicità, veloce. Veloce. Il potere di Gagliano, il noto presentatore, ci spiega come riuscire a condurre una trasmissione e leggere 20.000 messaggi senza che gli partono gli occhi. Vero. Il punto di Patenè. Classico. La semifinale con i Rimini ci ha regalato una qualificazione incredibile. Articolo completo a pagina 3, a pagina 103 per l'esultanza si è lasciata andare. Vagliasindi ci spera, infatti oggi l'abbiamo visto, partito da Machiavelli. Vagliasindi ci spera. L'approdo in finale potrebbe essere il viatico per ingaggiare un direttore sportivo. Perché Vagliasindi dice che in qualsiasi modo dice ce lo dobbiamo avere questo direttore, prima o poi lo troveremo. Però vedete quanto è importante, Castellini è arrivato grazie al direttore sportivo. Quindi statisticamente quante squadre non hanno il direttore sportivo? Solo il Catania. Forse anche la Cicastello mi pare che non ha il direttore sportivo. La Cicastello non lo ha. Sarebbe interessante fare una statistica di quante squadre non hanno il direttore sportivo. Abbiamo un altro titolo soltanto, primo, cioè titolo principale? Il titolo principale abbiamo detto tutto a posto, abbiamo fatto? Benissimo, grazie. Devo fare pubblicità, poi dopo torniamo con i messaggi e abbiamo un po' di cose ancora da affrontare. Le pagelle, insomma, tanto troppo. Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato il collegamento con forse, con Guido Angelozzi, ci stiamo provando ancora, non appena è pronto dalla regia fatemelo sapere. Intanto... il direttore sportivo lo vogliamo sempre. E noi lo vogliamo sempre. Nel frattempo si è agganciato, guarda, senza volere il potere, non si è agganciato... il cornicchio, ci sta. Il gol del Rimini era da annullare. Da un video della curva si vede nettamente che il giocatore dei Rimini spinge da dietro il difensore del Catania. Comunque Sturaro, sebbene non ancora al 100%, ieri ha fatto vedere di che pasta è fatto. Bade retro, play out, il resto non conta. Agganciamo la parte sinistra della classifica e tutto sembrerà più concreto. Forza Catania. Voglio solamente ringraziare Castellini per la gioia immensa che ci ha dato ieri sera. Alessio, sei un grande. Ida da Catania. Buonasera a tutti. Se vogliamo essere precisi, non c'è calcio a Catania senza Patenè. Un saluto particolare ad Angelo Micale. Forza Catania, Patenè, ammuccamo questa sera, Oggi sì, oggi abbiamo vinto. Penso un po' se invece il risultato era diverso. Avrebbero detto, voi siete troppo buoni, tolleranti, avete detto facciamo una pausa di riflessione. Pensate per un attimo, se il Catania non avesse battuto il Rimini, che trasmissione veniva fuori stasera? Perfetto. Perfetto in che senso? Perfetto perché è l'esposizione
saggia che tu puoi dare prima che accada l'evento, perché poi è facile parlare dopo. Vedi Angelo, quante volte queste cose ce le hai insegnate tu da quella postazione, no? E dal tuo modo di intendere. Bisogna essere moderati, attenti e comunque è inutile parlare col senno del poi è facile per tutti a mare o tutti dentro, o l'abbiamo fatto prima e ci fa piacere che comunque poi alla fine siano realizzate le condizioni. Dobbiamo adesso rubiamo 10 minuti, ma anche meno, no. Vediamo se riusciamo però a raddrizzare questa immagine, ecco così, forse ci siamo, con Guido Angelozzi finalmente siamo riusciti ad avere questo collegamento, un po' complicato stasera, devo essere sincero. Guido, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Grazie Guido. Allora, stiamo parlando di questo Catania che non è continuo, non è brillante, però ieri ha fatto davvero un'operazione importante, cioè conquistare la finale di Coppa Italia che può valere veramente il terzo posto nei playoff. E lì possono cambiare tante cose, poi cambia lo scenario anche del campionato. Ma sì, vincendo ieri sera hanno fatto un grande colpo perché si ritrovano facendo la finale, anche se non la dovessero vincere, il Padova arriva secondo, il Catania parte sempre avvantaggiato. Quindi già se è garantito di fare i playoff. Playoff saltando, ciao Guido, i primi 2 turni, che non è poco. Esatto. Playoff nazionale. Sì, no, ma di fatto hanno fatto una grande vittoria. Guido, scusami, parlavamo in apertura di trasmissione della proiezione anche in chiave mercato di Alessio Castellini. Tu sei un attentissimo osservatore, soprattutto di giovani, di ragazzi anche di categorie inferiori che si mettono in luce. Il caso di Gatti è emblematico, insomma, tu l'hai portato a Frosinone, ora è titolare fisso nella Juventus, per dirne una. Secondo te Castellini è in proiezione un possibile uomo mercato anche per club di Serie A la prossima estate? Ma non desidero rispondere a questa domanda perché l'ho visto giocare una o 2 volte, non lo so, non desidero rispondere perché non lo conosco tanto, per cui ti darei un giudizio che non lo conosco. Non è che finisce a Frosinone l'anno prossimo, Angelozzi? No. Questo sicuro non finisce a Frosinone, perché siamo coperti nel ruolo e poi prima di prendere un giocatore lo devo seguire, devo essere convinto, per cui non conoscendolo, anche se è bravo, non lo prendo mai. Ma non è che Angelozzi finisce al Catania invece? Giriamo la considerazione. No, il Catania ha degli ottimi dirigenti, per cui io sto qui a Frosinone, insomma, c'è un contratto abbastanza lungo e c'ho ancora altri 4 anni di contratto col Frosinone. Però ricordo bene, hai detto che un giorno ti piacerebbe concludere la tua carriera a Catania. Un giorno che... Ricordo bene. Un giorno dopo i 4-5 anni di contratto ancora, diciamo così. Sì, no, per ora mi sono impegnato qui, insomma, tranne che il presidente si stanca di me, allora magari cambierò società, però a oggi non pronto? Sì, ti sentiamo, ti seguiamo, Guido. No, a oggi mi sopportano qui a Frosinone. Guido, sono Angelo, posso chiederti ciao Guido, da uomo di campo quale sei, uomo di calcio, qual è il reale vantaggio da qui alla fine della regular season di poter preparare un campionato nell'ottica delle fasi finali dei playoff, cioè al di là del vantaggio di essere terzi, il fatto di essere quasi certi di essere terzi, come si prepara? È caduta la linea con Angelozzi. Scusate, no, la linea. Vediamo un attimo se ti recuperiamo in video. Ma non ti vediamo. Ti sentiamo ma non ti vediamo.
Ti è arrivata comunque la domanda, Guido, oppure sì, no? Lui la sente, però non lo vediamo in questo momento. Mi sì, sentite? sì, ti sentiamo ma non ti vediamo Ti più. stavo dicendo, Angelo, finisci la domanda, mi stavi dicendo... Allora, il Catania sa che se le cose vanno come devono andare diventerà terzo alla fine della regular season e ha 2 mesi di tempo Lucarelli per recuperare tutto lo spazio che non ha avuto per concentrarsi sui playoff. Il Catania è una squadra che, al di là del vantaggio di essere terzo, ha il vantaggio di avere gli uomini che possono vincere i playoff, secondo te, dalla tua esperienza? Ma sulla carta c'ha dei giocatori importanti, però così non è una... Vedo che hanno fatto 3 squadre nell'arco dell'anno e secondo me non è una cosa facile anche per l'allenatore dare quei concetti giusti alla squadra, perché ci vuole tempo per formare delle squadre. E dico, adesso Lucarelli ha 2 mesi per farlo. Sì, 2 mesi, ci deve lavorare tanto, deve recuperare tanti giocatori a livello fisico. Io ho visto la partita contro il Taranto, l'ho rivista su Sky perché li danno l'altra mattina, ho visto la partita, ho visto una squadra un po' pesante, cioè molto, molto pesante, per cui c'è tanto da lavorare. Ieri hanno fatto questo colpo che è un colpo importante e ora devono lavorare a mettere a posto la squadra, nel senso fisicamente, tatticamente, tecnicamente, insomma c'è da lavorare. Ci sono 2 mesi di tempo, li devono saper sfruttare. Speriamo che ce la fa Lucarelli, perché insomma è un allenatore che ha esperienza, ha vinto dei campionati, per cui sa dove mettere le mani. Guido, noi non ti vediamo più purtroppo, ci dobbiamo fermare qui, mi dispiace tantissimo e speriamo di poterci vedere qui in studio con te, qui a Corner. Grazie comunque grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Ciao Guido. Ciao Guido. Grazie Guido, una buona serata. Ciao Angelo a tutti. Grazie. Ciao. Ci fermiamo, un'ultima pausa e poi le ultime Pagelle, Monterosi, abbiamo un sacco di cose contro da Pagelle. Contro Pagelle, c'è tanto, fra pochissimo con noi a Corner. Allora, eccoci di nuovo insieme. Cogito ergo sum, qualcuno che dubita. Non credo alle parole di Angelozzi su Castellini. E purtroppo la tragedia è questa, che quando un operatore di mercato dice io non lo conosco, di solito ma poi significa Guido altre che non cose. conosce Castellini, Significa altre cose, significa. Esattamente, dice buonasera, magari lo leggiamo tutto, Sì, visto dai, che ce l'ho qui davanti, non credo alle parole di Angelozzi, tranquilli che l'occhio su Castellini già l'ha messo. L'ha messo Angelozzi, ci scuserà Guido, ma arrivato adesso... Di una cosa sono certo, che lui non lo conosca è impossibile. Ecco, esatto. Questo non esiste. Vediamo il campetto con le pagelle e poi il migliore, dai. Vediamo il campetto con le pagelle partendo dal migliore, che insomma non è proprio difficilissimo indovinare oggi, ed è proprio lui, Alessio Castellini, voto 8. Da Cicerelli a Castellini, i gol che uniscono idealmente il meglio del nuovo col vecchio corso. Vecchio come il piglio da veterano mostrato da questo rampante classe 2003, scovato dalla Neri, le cui prestazioni e quotazione lievitano di partita in partita. In teoria è un destro, ma rivedendo il tracciante mancino con cui decide la serie, qualche dubbio sorge. E andando al campetto vediamo che a Banigli, Bagliasindi, Fedonbel 7, Albertoni voto 6,5, Bois 6,5, Monaco 7, Contec che entra sul ruolo 6,5, Castellini voto 8, Celli voto 5, Curado 6, Welbeck voto 7, Teio senza voto, Chiricò... No, Teio 7. Ok, manca nelle grafiche, quindi Teio voto 7, Chiricò 6,5, Chiarella 6, Sturaro 6,5, Cicerelli voto 7, 6,5 per Di Carmine, 6,5 anche per Cianci. Questa era la pagella. Nulla da dire. Nulla da dire. Assolutamente no. Nulla da dire. Michele? No, sono perfettamente d'accordo. Per me comunque i migliori in campo sono stati sicuramente Monaco e poi a me è piaciuto moltissimo Di Carmine perché ha fatto delle cose che probabilmente magari non avrà mai tirato in porta, però attenzione che si è tenuto sulle spalle tutto il Rimini compreso, cioè compreso anche Riccione e paesi vicini. Quando funziona l'asse centrale, hai detto Monaco, hai detto Sturaro.
abbiamo detto lì davanti. Ma anche te gli ho di fatto un Carmine, partitone. anche te gli ha fatto un partitone. No, per carità, ma io ho detto Quando a me sono piaciuti molto, ma quando gli altri cammina non l'ossatura dico centrale di una squadra e quando poi hai quelli che ti realizzano i gol, Una probabilmente... considerazione così, per capire dove deve crescere questa squadra. Sicuramente in tante cose, ma in una in particolare. Non riesce a far segnare il centravanti. Ecco, questa è una cosa fondamentale, soprattutto in prospettiva playoff. Se questi playoff. esterni benedetti giocassero 10 metri più avanti, probabilmente si potrebbe vedere qualcosa in più. Io credo per che il povero attaccante. L'ultima partita in cui il Catania ha fatto segnare il centravanti è stata col Brindisi. Passato un po' di tempo. Passato remoto. Permettetemi adesso di andare dai cugini, non vi distraete, perché adesso ci sono le contropagelle. Lancia il servizio. Aspetta, vai Marco. Va col servizio. Vabbè, no. Vediamo le contropagelle. Catania, tu sei la gioia della nostra città. Monaco 7,5. Mi passi auto 2,20. Scelli senza voto. Mare, non durugno voto per non farti fare male con bastante una sera di chista. Curato 6,5. Compito affidato ben preciso. Ciao si spazza, palle bassi, palle auto, palle destre, sollero campo, malleoli, caccagni, bratti e funci. Spazzatori, castellini reci. Dopo ci vogliono come minimo 50 milioni. Di un'altra categoria. Bomber! Sturaro 8. Assist per gol e Duna all'esempio quando tutti parevano morti, prestando tutto Rimini, leader. Cicerelli 7, sblocca la partita con un gol fondamentale nella prestazione color canica fuori. Chiricò 6,5, come quando una carusata liscia, t'accarizia, ti cattiglia, si sciga, ti parandana ricchia e anciasatta, si nuova. La stessa sensazione, volesse fare a valle ma ci resto con punganna. Di cammine 6, non son detto, si vede che chi non racciacchi. Curate buono che fra 2 mesi ne giovi. Lucarelli 6,5, avanti, ora è 2 mesi per preparare questi playoff. Cristiano, ora ci ha sfumato i giocatori in una squadra. Oh, bene, ineccepibili. Abbiamo finalmente lo scoop della regia, vero Marco? Sì, se l'ha mandato. Dei treni del gol. Dei treni del gol. Se arriva. Non tremano. Non so se ci sentite, ma stavolta non sono i tifosi a tremare, ma sono i tifosi a far tremare. Quindi questa volta c'è stato vi sentiamo piano, il vostro audio ci arriva un po' piano oggi qui nello studio, almeno in questo segmento, in questo preciso istante. Grazie comunque ai cugini per il contributo. La pagella di Chiricò merita davvero la incorniciamo? Una pagella da incorniciare. Allora, abbiamo da vedere il prossimo avversario? Sì. Lo vediamo? E poi abbiamo una chicca finale. Sì. Andiamo a vedere lo stato di forma del Monterosi. Vai Naomi. Rendimento esterno in campionato. Latina Monterosi, risultato 1-0. Taranto Monterosi 2-1. Casertana Monterosi 4-3. Cerignola Monterosi 1-2. 14 partite giocate, 2 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte, 18 gol effettuati, 26 gol subiti. I migliori marcatori sono Vano con 8 gol, Palazzino con 3 gol e Piroli con 2 gol. Vabbè. Alessandro, una squadra che si è ripresa, ha cambiato allenatore da qualche settimana, c'è Scazzola. L'ultima partita ha pareggiato con l'Avellino in casa, aveva vinto a Cerignola il turno precedente, quindi non è sicuramente una partita da prendere sotto gamba, perché mai sarebbe stata una partita, ma a maggior ragione adesso, dopo questa vittoria con Rimini, è la classica trappola che devono essere in grado i ragazzi di Lucarelli di superare. Mi rifiuto di pensare che ci sia un calo in una partita del genere, perché probabilmente, magari poi verrò smentito dagli episodi e dalle circostanze, è il momento in cui davvero lo zainetto di Lucarelli si è definitivamente svuotato. Ragazzi sanno che da ora in poi devono giocare per mantenere
quelle posizioni di classifica, di non crearsi problemi incidenti con di percorso, autolesionismo, e nessuna squadra è autolesionista, e probabilmente anche per Lucarelli potrà cominciare a dare una conformazione al gruppo utilizzando in questo momento anche quei giocatori che finora non sono stati maggiormente utilizzati. Domanda corretta del nostro ospite telespettatore a casa, che ci dice quando arriverà Furlan. Io reputo che potrebbe essere da questo momento in poi anche il momento di poter vedere, insomma, il portiere del Catania, per vedere se è in grado di poter gestire da qui alla fine. Capire le mosse di Lucarelli non è cosa facile. Senti, ieri a proposito di scaramanzia, dall'altro lato l'hanno sfidata la scaramanzia, avevano avuto un portiere che per tutte le partite di Coppa Italia, che il secondo era stato imbattuto, sì. Non aveva mai preso gol per tutte le partite di Coppa Italia. E ieri è rimasto in panchina. E ieri è rimasto in panchina, Colombo. Hanno messo Colombi, che invece portierone del campionato, il capitano, non solo il capitano, ma è stato eletto il migliore portiere della Serie C, e quindi portierone. Però quando sfidi a volte la sorte e la scaramanzia, possibilmente con Colombo è andata bene. Però vedi, quando colpisci il pallone così bene come l'ha colpito Castellini, non c'è portiere migliore della categoria che tiene. Abbiamo 30 secondi, forse poco meno. Gli ultimi messaggi da leggere da casa, dai. Torniamo alla disamina sulle dinamiche di mercato di Castellini. Scrivono: Castellini, giocatore già pronto per una grande squadra, su voluno a buttare i soldi co camion. Sempre Forza Catania, Nicola da Belpasso. Buonasera, Sturaro il migliore acquisto del Catania, si è caricato sulle spalle la squadra e lui il leader. Poi un messaggio d'amore: Patanè e Michele forever. Di buone bonus siamo Real Madrid 3 giorni fa, puntini, sempre a Catania siamo, Tigna 46. Buonasera, finalmente una gioia, però se Castellini non fa quel tiro, se arriva ai supplementari, perché sia centrocampisti e attacchi purtroppo non tirano. Davide 70, in che senso? Non l'ho capito, vabbè, ce lo spiegherai la prossima puntata. Secondo me subito Zammarini in campo e fuori Celli e Chiricò. Cosa ne pensa Michele di questa mia analisi? Melo Lattuca. Michele, solo tu puoi rispondere, sei tu Michele. Ma non ha attinenza con i ruoli, dentro Zammarini, fuori Celli e Chiricò, dico dentro Zammarini. Sono tre cose completamente diverse. Ma sono tre cose infatti differenti. Dice fuori Chiricò, dentro. Vogliono Zammarini perché Zammarini ha un rendimento in questo momento superiore rispetto, non è difficile, rispetto a Chiricò e rispetto a Celli, che insomma, ma bisogna tener conto anche del contesto dove giocano, per carità. Allora, purtroppo ci dobbiamo fermare. Prima però saluto intanto i cugini. Buonasera ragazzi, ne manca uno. Sì, è uno. Appuntamento col barbiere. Non ce l'ho fatta. Vabbè, allora salutiamo. Saluto Naomi. Buonasera a tutti. Grazie ad Angelo Micale. Buonasera a voi. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Angelo Patanè. Non ci vediamo domenica, poi ci vediamo domenica, poi ci vediamo anche ora. Ci vediamo anche ora. Ci vediamo anche più tardi. Va bene, d'accordo. Vi lasciamo, visto che c'è stata una richiesta, non una, ma tante richieste, di nuovo con la clip, con l'esultanza di Patanè, ci attacchiamo dopo la sigla. Buonanotte e chiaramente con Corner ci ritroviamo lunedì. Castellini! No! Questo è pazzo! Castellini! Incredibile! Un mostro! Un bolide! Da 30 metri! Castellini